24 milioni di compresse della cosiddetta droga del combattente a Gioia Tauro, l'operazione coordinata dalla sezione antiterrorismo della DDA di Reggio Calabria, 50 milioni di euro il valore sul mercato. Necessario il riequilibrio tra pubblico e privato in sanità, così il commissario Scura spiega il decreto firmato a fine ottobre che di fatto taglia 13 milioni di euro per le strutture private accreditate. Dopo 5 mesi riprendono gli sbarchi a Vibo Valentia, dove è approdata una nave con 590 migranti. Sul territorio resteranno i minori non accompagnati. Il questore di Cosenza ha sospeso la licenza a Live, il locale notturno di Cosenza, dopo la ressa nella notte di Halloween, non rispettati i requisiti di sicurezza. L'Assemblea dei sindaci della provincia di Catanzaro alle prese con l'approvazione del bilancio, obiettivo è mantenere la qualità dei servizi. Presentata ufficialmente nella sede romana del CONI la candidatura di Cosenza a città europea dello sport per il 2020. Il presidente del Rende, Fabio Coscarella, parla della richiesta di deferimento e dice: confidiamo nell'iter della giustizia sportiva. Intanto domani in campo le squadre calabresi di Serie C. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca con il maxi sequestro della cosiddetta droga del combattente a Gioia Tauro, 24 milioni di compresse provenienti dall'India dirette in Libia immesse sul mercato avrebbero fruttato ben 50 milioni di euro. Il traffico sarebbe gestito direttamente dall'ISIS per finanziare le attività terroristiche. L'operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla sezione antiterrorismo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Vediamo. La sezione antiterrorismo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, a seguito di indagini svolte dai finanzieri del Comando Provinciale Reggino in collaborazione con l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro, ha disposto il sequestro di un ingente quantitativo di tramandolo sbarcato nel porto di Gioia Tauro proveniente dall'India e diretto in Libia. L'input investigativo è partito dal secondo gruppo della Guardia di Finanza di Genova che nell'ambito di una operazione dello scorso maggio aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo ligure. La vendita al dettaglio del farmaco sequestrato avrebbe fruttato circa 50 milioni di euro, in quanto ciascuna pastiglia sul mercato nero del Nord Africa e Medio Oriente viene venduta a circa 2 euro. Il tramandolo è una sostanza oppiacea sintetica il cui uso è stato ripetutamente accertato negli scenari di guerra medio orientali, tanto da essere soprannominato droga del combattente, essendo utilizzato sia come eccitante sia per aumentare le capacità di resistenza allo sforzo fisico. Secondo le informazioni condivise con fonti investigative estere, il traffico di tramandolo sarebbe gestito direttamente da Daesh al fine di finanziare le attività terroristiche che l'organizzazione pianifica e realizza in ogni parte del mondo e che parte dei proventi illeciti derivanti dalla vendita di tale sostanza sarebbero destinati a sovvenzionare gruppi di eversione di estremisti operanti in Libia, in Siria e in Iraq. Di anfetamine hanno fatto uso anche i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e i militari statunitensi durante la guerra in Vietnam, ma l'uso di droghe in battaglia è stata una costante nella storia, dai vichinghi alle civiltà precolombiane, dalle tribù africane alle guerre medievali alle sette islamiche e sciite che facevano uso dell'hashish. Ora la droga del combattente utilizzata dai miliziani dell'ISIS è diventata fonte di business per Daesh e di sprono per i propri guerriglieri. L'operazione si avvalse infatti anche della preziosa collaborazione della DEA americana, ma ora è apparsa anche a Gioia Tauro, un porto come crocevia non solo del traffico internazionale di stupefacenti di ogni genere, ma anche riferimento del terrorismo internazionale. E sempre per la cronaca, una bomba aerea americana inesplosa è stata ritrovata in località Malandrano di Davoli nel corso di lavori di scavo per il ripristino di un metanodotto. Siamo nel Catanzarese, sul posto sono intervenuti gli specialisti dell'11° Reggimento Eugenio di Foggia, competente per territorio, e poi il nucleo artificieri distaccato della seconda compagnia guastatori di Castro Villari. I militari hanno provveduto a disporre la chiusura in via precauzionale
stazionale del metanodotto adiacente al luogo di rinvenimento dell'ordigno hanno verificato le condizioni del sito e lo stato degli inneschi, provvedendo ad ancorare l'ordigno al suolo per evitare ogni possibile movimento. La polizia locale e i carabinieri della compagnia di Soverato hanno assicurato la continua vigilanza della zona e dell'ordigno per motivi di sicurezza. Nei prossimi giorni comunque gli artificieri dell'esercito effettueranno nuove verifiche sul posto e verranno concordate con la prefettura le linee guida per il disinnesco e la rimozione dell'ordigno. Parliamo adesso di sanità, perché il riequilibrio tra pubblico e privato nella sanità calabrese, e questo è l'obiettivo del decreto firmato a fine ottobre dal commissario Massimo Scura. Il provvedimento taglia 13 milioni di euro entro fine anno per le strutture private accreditate. Vediamo. Riequilibrio tra pubblico e privato in sanità, è questa la filosofia che anima il decreto 128 licenziato dal commissario Massimo Scura a fine ottobre. Il provvedimento di fatto taglia 13 milioni di euro per le strutture private accreditate entro fine anno. Partiamo dai costi delle prestazioni. Quali differenze tra pubblico e privato? Ogni prestazione da privato vale oggi per la specialistica ambulatoriale 7,22 euro contro le 13 che facciamo noi nel pubblico e le 30 euro per prestazione che vanno a farsi fuori dalla Calabria. Naturalmente noi queste le teniamo tra di noi e cerchiamo di fare di più noi pubblico, perché tra l'altro lo facciamo bene. Obiettivo è correggere le disparità territoriali. L'ASP di Vibo Valentia o l'ASP di Catanzaro hanno una percentuale di attività pubblica che supera il 70%. Invece l'ASP di Reggio Calabria ha un'attività pubblica che rasenta del 33%. Ed è tutto evidente che questo non è ammissibile che nella provincia di Reggio Calabria tra l'azienda ospedaliera e l'azienda territoriale facciano soltanto il 33%. Meno risorse significa meno servizi per il cittadino? Assolutamente no, i servizi rimangono inalterati. Oltretutto va segnalato anche questo: noi abbiamo fatto investimenti nel settore pubblico, prendo ad esempio le PET che sono state messe a Reggio Calabria e a Cosenza. È impensabile che ci siano altri che facciano lo stesso lavoro. Oppure l'attività laboratoristica. Noi pubblico abbiamo riorganizzato la rete laboratoristica a favore dei cittadini, non si capisce perché il privato non possa fare altrettanto, nonostante sia stato ampiamente sollecitato anche da precedenti decreti. E ancora per la sanità, con la lunga e tormentata vicenda relativa alla costruzione dei nuovi ospedali. Adesso finalmente qualcosa si muove, vediamo il nostro servizio. Dove eravamo rimasti con le pratiche per i nuovi ospedali? All'attesa. Beh sì, qualcosa finalmente si muove, per esempio a Vibo, dove si riparte con i progetti dopo che la Regione ha convocato la conferenza dei servizi passando il testimone alla concessionaria e ai progettisti. Accelerazione improvvisa, visto che nel cronoprogramma sono state fissate le date. La più importante riguarda l'apertura dei cantieri, fissata per gennaio 2018. Anche nella Sibaritide si attendono nuove per la costruzione dell'ospedale. Qui Oliveri ha promesso l'avvio dei lavori in primavera, cosa possibile visto che c'è stato in questi giorni il sopralluogo dei progettisti per individuare i terreni da espropriare e prevedere le opere di corredo alla struttura. Sempre per la sanità, gli amministratori dei comuni dello Ionio chiedono un incontro con il direttore generale dell'ASP di Cosenza per analizzare la situazione di grave precarietà in cui versano gli ospedali Compagna e Giannettasio. Lamentano insomma il disinteresse dei vertici aziendali per la sanità del territorio. Non va meglio a San Giovanni in Fiore, anche qui la sanità non funziona nonostante le tante promesse. Adesso anche il sindaco Belcastro ha perso la pazienza e annuncia una grande mobilitazione dei cittadini perché, dice il primo cittadino, non sono garantiti i livelli minimi di assistenza. Tutti in piazza quindi, come accaduto la settimana scorsa nella piana di Gioia Tauro. E dopo 5 mesi di tregua riprendono gli sbarchi anche nella nostra regione. Oggi 590 i migranti approdati a Vibo Marina, mentre domani a Reggio Calabria è attesa una nave con ben 900 migranti e anche alcune salme. Sentiamo.
Non si registrano particolari patologie, tranne che per i soliti immancabili casi di scabbia per i migranti sbarcati questa mattina nel porto di Vibo Marina con la nave di Medici Senza Frontiere Aquarius. A bordo 588 migranti, tra cui 111 donne e 92 minori non accompagnati, la maggior parte dei quali arriva da Nigeria, Eritrea e Sudan, anche se tra di loro ci sono nuclei familiari siriani, qualche nepalese e molti marocchini ed egiziani. Per quest'ultimi, una volta identificati, scatteranno le procedure di respingimento. Dopo la tregua estiva, dunque, sono ripresi gli sbarchi e lo scalo vibonese si è dimostrato pronto ad accogliere un altro carico di profughi a distanza di oltre 4 mesi dall'ultima volta. Sul territorio provinciale resteranno solo i minori non accompagnati, che secondo il report fornito alla questura di Vibo Valentia sono 92. Tra i migranti alcuni sono risultati vittime di violenze percosse a conferma dell'inferno che sono costretti a vivere, come ricorda uno dei coordinatori del progetto di Medici Senza Frontiere. Il Mediterraneo continua a essere un mare dove passano tantissimi migranti, in particolare in questo sbarco abbiamo ricevuto un transfer da una nave militare italiana di 250 migranti e poi abbiamo effettuato 3 differenti salvataggi, di cui uno è stato critico perché il gommone si è sfasciato davanti ai nostri occhi e quindi abbiamo avuto tutta la gente che occupava il gommone che è caduta in mare e li abbiamo dovuti letteralmente tirare fuori dall'acqua e ci sono state delle vittime probabilmente. Questa è anche una situazione difficile, sappiamo che a bordo ci sono persone che hanno subito violenze, fratture, percosse. Sì, continuiamo a registrare casi di violenza che avvengono in Libia, in Libia ci sono situazioni di detenzione illegale e arbitraria, situazioni di sfruttamento, situazioni di violenza, di tortura. E quando le persone salgono a bordo cerchiamo di identificare e registrare tutti questi casi per poi allo sbarco delegarli alle organizzazioni e alle autorità competenti. E adesso vediamo le nostre brevi di cronaca. Sospesa la licenza live, il locale notturno cosentino dopo la ressa nella notte di Halloween, lo ha deciso il questore Conticchio. Dalle verifiche della polizia in attesa c'erano almeno 300 persone rispetto ad una capienza all'interno di 150 posti, sarebbero stati venduti più biglietti e non rispettati i requisiti di sicurezza. I carabinieri del nucleo radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato un disoccupato di 33 anni nel corso di un controllo in un appezzamento di terreno di proprietà dell'uomo nel quartiere Gallico. I militari hanno trovato 3 pistole con matricola a brasa, 3 fucili e numerose cartucce. Il 33enne non ha saputo giustificare in alcun modo il possesso delle armi. Avrebbe sparato alcuni colpi di Kalashnikov e di pistola a scopo intimidatorio, probabilmente dopo un furto avvenuto in località Trepido di Cotronei. Un 23enne di Crotone con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Petilia Policastro in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per minaccia aggravata, esplosioni pericolose e porto abusivo in luogo pubblico di armi da fuoco. Paura a Catanzaro per un doppio incendio nella notte, interventi dei vigili del fuoco al parco Genziana Mater Domini per un'auto in fiamme. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle vetture vicine. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Secondo quanto si è appreso, il rogo non sarebbe di origine dolosa. E parere positivo dell'Assemblea dei Sindaci al bilancio della provincia di Catanzaro, ok al documento contabile da 55 primi cittadini del comprensorio. Vediamo. L'Assemblea dei Sindaci della provincia di Catanzaro si è riunita questa mattina per il parere sull'approvazione del rendiconto di gestione 2016 e il parere sull'adozione dello schema di bilancio di previsione dell'anno 2017 già approvati dal Consiglio provinciale di Catanzaro lo scorso 23 ottobre. Così come previsto dalla legge del Rio, il parere è obbligatorio ma non vincolante. È un bilancio che vedrà investimenti per circa 10 milioni di euro su strade e scuole, le funzioni fondamentali per dare
dare risposte ai cittadini e ai territori. Nel bilancio dunque investimenti che permetteranno di mantenere la qualità dei servizi, nonostante questo non sia un momento facile per le province che hanno sempre meno risorse. Un contesto particolarmente complicato sia dalle norme, la del Rio e la finanziaria 190 del 2015, che ha tolto le risorse e competenze alle province. C'è in questo momento più una trattativa aperta sia a livello regionale che nazionale e cercheremo di in qualche modo portare le nostre proposte per rivedere la legge del Rio, ma soprattutto per avere le risorse per consentire alle province di dare sicurezza a alunni che frequentano le nostre scuole e soprattutto ai cittadini calabresi che percorrono le nostre strade. Adesso passiamo dal Catanzarese al Reggino perché è scontro sul dissesto finanziario al comune di Taurianova. Il sindaco replica alle accuse della minoranza. Sentiamolo. Lo scontro sul dissesto finanziario al comune di Taurianova si fa sempre più duro. Dopo le accuse della minoranza arriva la replica del sindaco Fabio Scionti, che non si lascia intimidire e imputare colpe e sbagli amministrativi fatti da altri. I partiti d'opposizione e una larga fetta della società civile hanno imputato al primo cittadino e alla sua giunta l'incapacità di produrre numeri soddisfacenti per l'accoglimento da parte della Corte dei Conti del ricorso sul piano pluriennale di riequilibrio finanziario, e dalla pagina Facebook la maggioranza di centrosinistra ha ricusato ogni congettura e accusa. Si rimane alquanto sconcertati nel leggere le enormi falsità riportate in comunicati e post relativi al dissesto finanziario del comune di Taurianova, specie da parte di ex amministratori e attuali consiglieri. Si capisce e appare chiarissimo che chi scrive lo fa solo per sviare i cittadini da quella che è la realtà dei fatti. Scionti incalzati in tutte le sedi su una presunta gestione allegra dell'ente comunale con l'intento di punzecchiare i rivali dai banchi dell'opposizione, dispensa cifre e dettagli sulle problematiche riscontrate nella rimodulazione del piano economico. Il comune di Taurianova ha già dal 2011, considerati gli squilibri strutturali del bilancio che avrebbero provocato da lì a breve il dissesto finanziario, aveva deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. A causa di tale procedura i cittadini taurianovesi pagano le aliquote massime di tutti i tributi. La revocazione di debiti contratti con gli uffici di credito e di spese che gravano ancora oggi sul bilancio cittadino rappresentano una chiara accusa degli esponenti del governo cittadino nei confronti di Roy Biasi, leader degli innamorati ed ex sindaco di Taurianova. Ed ora è stata presentata ufficialmente nella sede romana del CONI la candidatura della città di Cosenza appunto a città europea dello sport per il 2020. Vediamo. Cosenza è candidata a città europea dello sport per il 2020. L'ufficializzazione della candidatura è avvenuta nella sede romana del CONI alla presenza del presidente nazionale Giovanni Malagò. Nel prossimo triennio a Cosenza nascerà una vera e propria cittadella dello sport, nell'area dove sarà realizzato anche il nuovo stadio San Vito Gigi Marulla, un'opera straordinaria che ospiterà eventi sportivi di prestigio. Tutta l'area circostante inoltre sarà interessata da un'importante azione di riqualificazione urbana. Nell'ambito di questa candidatura è legato proprio il progetto della cittadella dello sport e anche il progetto che abbiamo per il Parco del Benessere su Viale Mancini. Entrambi questi due progetti hanno suscitato particolare interesse alla società che gestisce questo evento. A Cosenza, per l'accettazione della sua candidatura a città europea dello sport, è stata già consegnata una targa speciale. Il primo passo è compiuto. Nei prossimi mesi è attesa in città la commissione di valutazione della candidatura per la verifica dei requisiti. Ci sarà questa commissione che verrà varie volte in città e noi contiamo di offrire nuovi progetti già realizzati. Voglio soltanto citare che sono in atto, in fase di realizzazione, cioè siamo a livello di bando di gara, la riqualificazione del campo scuola, del palazzetto di Casali, della parrocchia di Sant'Agnello e di Via de Rada e in più il grosso progetto che riguarda le piste ciclabili.
E a proposito di sport parliamo adesso di calcio, perché il presidente del Rende, Fabio Coscarella, parla della richiesta di deferimento della sua squadra e dice: confidiamo nell'iter della giustizia sportiva. Intanto domani scenderanno in campo le calabresi di Serie C. Sentiamo Gianluca Pasqua. Una partita imminente, quella con la Sicula Leonzio, da giocare e possibilmente vincere al Lorenson domani sera. Un'altra, sicuramente più complicata, che durerà qualche mese contro un avversario capace di mettere KO chiunque con una sentenza. Il Rende rischia, a causa della prima fideiussione presentata con gli incartamenti per richiedere l'ammissione alla Serie C, un documento poi rivelatosi inefficace. Al presidente Coscarella, società biancorossa, si contesta il fatto di non aver effettuato controlli preventivi. Cosa succederà? Inutile cimentarsi in previsioni, il ventaglio di ipotesi è molto ampio. A difendere i biancorossi, che hanno espresso serenità e fiducia nella giustizia sportiva, l'avvocato Edoardo Chiacchio. La verità è questa, che il comunicato della FIGC continua a dire che non c'è conferma di validità nell'efficacia di questa fideiussione, che chiaramente anche noi abbiamo sollevato, io per primo come amministratore unico della squadra, abbiamo sollevato e abbiamo fatto le nostre denunce. Quindi oltretutto si va ad interpretare in un modo strano dicendo esclusione di campionato e quant'altro. Mi sembra un po' un terrorismo psicologico che sinceramente non meritiamo, insomma. Il Cosenza ha nuovamente di fronte un tris di gare utile per rilanciarsi. La gara con il Lecce ha mostrato ancora una volta il vero valore dei rossoblù, una prestazione di spessore che non è servita a migliorare la classifica, ma ha confermato forza e progressi del gruppo guidato da Braglia, che in 7 giorni affronterà Resi in Fondi, Acragas e Juve Stabia. Si comincia con i laziali, in crescita e con Daniele Corvi a disposizione. Questa è una squadra strana, io ho paura proprio di questo, che abbiamo fatto bene. Io mi auguro che stiamo migliorando. Io mi auguro veramente che stiamo migliorando, perché va bene tutto. A Lecce hai fatto una buona gara, ma hai perso. Perciò noi dobbiamo guardare la realtà, le buone gare e perdere non vanno bene. Noi dobbiamo cercare di fare risultati di continuo, fare una serie di 5 o 6 partite dove non perdiamo. Iniziamo a stare fuori dai guai, perché purtroppo ora ci sono una serie di partite che non possiamo sbagliare. Io mi auguro che capiscano che le partite che stiamo facendo da qui in avanti vanno tutte fatte alla grande. In contemporanea con la gara del Marulla scenderanno in campo a Brindisi anche Catanzaro e Virtus Francavilla. Dionigi trova alle punte Letizia e Infantino e deve scegliere uno tra Canis Puntoriere per completare il trio offensivo. In difesa probabile l'impiego di Gambaretti, Sirri e Di Nunzio, protagonisti della conferenza stampa. Io mi aspetto una gara come tutte le altre, nel senso che in Serie C non c'è mai una partita semplice, secondo me sono tutte quante difficili, perché ogni partita ha degli ostacoli diversi agli altri e se non è affrontata con il piglio giusto ti mettono in difficoltà tutte le squadre, insomma. In trasferta anche la Regina, di scena a Caserta. Sfida da tripla con gli Amaranto alla ricerca di conferme dopo la bella prova con il Catania. Con il ritorno di Bianchimano la formazione di Maurizi ha colmato una delle poche lacune evidenziate in questo scorcio di stagione. E la squadra comunque si è allenata molto bene e si è allenata con rabbia, con volontà e con la consapevolezza di essere una buona squadra. Poi il campo, come sempre, è l'unico vero giudice, è quello che ci dà la formazione, è quello che ci dà la verità se ci siamo allenati bene o no. Però sappiamo tutti che il risultato sportivo è frutto di tantissime variabili, tantissime situazioni che non si possono prevedere, che sono fuori dalla nostra logica. Dal calcio al basket di Serie B con la formazione del Catanzaro che perde all'overtime con Valmontone, vediamo. Non va come sperato il turno infrasettimanale di Serie B di basket e cade sul più bello il Catanzaro che all'overtime cede il passo al Valmontone e incappa in uno stop casalingo. I giallorossi dopo un primo tempo in affanno rimontano nella ripresa e costringono i laziali guidati dall'ex campione di Viola e Cosenza Donato Avenia al tempo supplementare, ma purtroppo anche questa volta devono arrendersi alla maggiore verve degli ospiti come è successo in quel di Roma. Sicuramente abbiamo regalato 2 quarti, è evidente, i primi 2 quarti non siamo scesi in campo, abbiamo giocato a un ritmo basso, a un ritmo congeniale a loro, abbiamo preso
troppi tiri senza passarci la palla, troppi palleggi con una squadra fisica come loro poi diventa difficile. Io penso che poi gli episodi la fanno da padrone, sicuramente loro sono una squadra molto più esperta rispetto a noi, ma il dato di fatto, è che abbiamo perso 2 partite dopo 2 supplementari. Il Catanzaro non ne ha più negli ultimi minuti nonostante i centri di battaglia e resta dunque a 4 punti in classifica, che è atteso dalla sfida con la Stella Azzurra appaiata al quintultimo posto in graduatoria. Ripartiamo dalla rimonta che abbiamo fatto, sappiamo che non basta, rigiochiamo subito sabato contro la Stella Azzurra e sarà una partita sicuramente difficilissima, ma non abbiamo il tempo di pensare troppo, cioè dobbiamo fare meglio. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Si preannuncia un fine settimana dal tempo discreto grazie a un promontorio anticiclonico che ci proteggerà da una saccatura atlantica che scivolerà sull'Europa orientale per giungere sulla Turchia, influenzando marginalmente il tempo sulla nostra regione nella giornata di venerdì, quando comunque sarà presente solo nuvolosità medio-alta senza fenomeni degni di nota. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Sabato cieli pressoché sereni con nubi sparse però che si svilupperanno nel pomeriggio in prevalenza sulle zone montuose. Temperature grossomodo stazionarie in leggera diminuzione alle minime. Ora diamo uno sguardo a mari e venti. Sabato mari poco mossi, a tratti mosso solo lo Ionio Crotonese e il basso Ionio Reggino. Venti da est deboli, a tratti moderati sul Tirreno, da nord-est deboli o più moderati sullo Ionio. Per maggiori informazioni sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.